Bene, buonasera ad Andrea Sperandino di Mestre Mia, un caro saluto a tutti coloro che si sono collegati o si collegheranno o comunque vedranno questa diretta dell'incontro della rubrica curata da Annalisa Bruni, incontro con l'autore, e siamo qui da Abitare 3, sempre in Corso del Popolo 95 dei fratelli Trevisan, che salutiamo e che ringraziamo soprattutto per il loro ospitalità. Per la loro ospitalità. E voglio ringraziare Annalisa Bruni per questo secondo appuntamento, secondo appuntamento, e oggi ci sarà, ma poi la presenterà Annalisa, la nostra amica cara che è già stata da noi, Elisabetta Serotto. E voglio solo leggervi un piccolo comunicato che come ripeto sempre nelle nostre rubriche. Lo leggo fino a che non arriverà il giorno del 25 di novembre. Il 25 di novembre ricorre la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. L'Associazione Culturale Mestre Mia è impegnata nella campagna di sensibilizzazione di questo deprecabile fenomeno che ricade sulla nostra società e con essa sulla vita delle persone, sui nostri figli, sulla nostra cultura e su tutto ciò che di buono ci circonda. Crediamo che sia importante e fondamentale fare rete e aiutare tutti coloro che sono in prima linea per combattere questo deprecabile fenomeno. Il centro antiviolenza del Comune di Venezia è uno dei maggiori centri per attività preposte alla lotta contro la violenza sulle donne. È un centro che, lo voglio ricordare, è stato il primo centro in Italia, nato nel 94, se non vado errato, nel 94, e quindi siamo in prima linea, che credo c'è da esserne, secondo me, orgogliosi. Giovedì 25 novembre, dalle ore 10 alle ore 19, saremo presso il chiostro dell'M9 per una maratona in diretta streaming, così facciamo anche l'anno scorso, nel 2020, e faremo dare alle persone che abbiamo invitato quel loro contributo, che può essere utile anche quello. Quindi per dar voce a tutti coloro che vorranno dare un messaggio di affetto, di solidarietà rivolto alle vittime di questa tremenda piaga sociale, e quindi li aspettiamo numerosi. Siccome siamo un po' in ritardo, voglio farvi vedere un omaggio che verrà dato a tutte le donne che verranno a trovarci o che passeranno, possono anche passare qui da Abitare 3 dei fratelli Trevisan in Corso del Popolo 95 per ritirare un dispositivo elettronico che vi verrà offerto in 5 colori. Sono molto carini, fungono anche da torcia, da pila, da torcia, insomma fa luce, e ha l'anello per attaccarci le chiavi, lo puoi attaccare alla borsetta, al passante dello jeans, insomma sono molto carini. Ma cosa serve? E tirando una linguetta, ora ve lo faccio sentire, tirando questa linguetta, siete pronti? Ah, un allarme. Fantastico. È un allarme. Fantastico. Per spaventare gli aggressori. Sì, magari uno si trova in una strada e non so, no, di sera, come è successo anche recentemente, non lo dimentichiamo. Ah, bello, da tenere in tasca, da tenere insomma. in tasca, non si sa mai, ecco. Però è un regalo che noi facciamo a tutte le donne, quindi potete venire da noi il 25 all'M9, ci saranno tanti, un po' tutto il tessuto sociale, ci saranno negozianti, cittadini, ragazzi, ragazze, l'amministrazione comunale sarà presente, insomma ci sarà un po' di tutto. Ci sarà, questo lo posso dire perché comunque è già stato dichiarato, ci sarà anche Sara Ahmadi, la giornalista, scrittrice afghana che ora vive a Venezia, quindi ha deciso di venire alle 14:30, ci fa molto piacere la cosa, e quindi vi aspettiamo numerosi. Pronti via, 3, 2, 1, io faccio sedere al mio posto Elisabetta Serotto, saluto chiaramente Annalisa Bruni e anche Elisabetta. Grazie Andrea. Ciao, buonasera a tutti. Allora, questo è un gradito ritorno perché, come diceva giustamente Andrea Sperandio, Elisabetta è una cara amica di Mestre Mia
e l'avete già conosciuta innanzitutto durante il lockdown, perché ha curato insieme a me una rubrica di dirette letterarie, vi ha fatto scoprire i precursori del giallo, il giallo italiano, come è nato, molti autori che forse non sono così letti in questi anni, quindi da riscoprire. L'abbiamo poi conosciuta come giallista, essa stessa, come romanziera, con i suoi romanzi, 3 romanzi gialli ambientati a Venezia, con il suo commissario Jacopo Zambon. Poi l'abbiamo conosciuta come storica, come saggista, perché proprio con questa rubrica è venuta a presentare un saggio dedicato ad un suo antenato, patriota veneziano, Francesco Balbisserotto, che è tra l'altro velatamente protagonista del suo ultimo romanzo giallo. Ora la conosciamo sempre in veste di scrittrice, però di scrittrice di racconti, quindi forma breve, che è tutta un'altra cosa rispetto al romanzo. Con questo bel libro di racconti, appunto, Ritratti di donne, pubblicato da Terra d'Ulivi editore. Allora, questi racconti hanno una storia, una lunga storia. Io questa storia l'ho seguita passo passo, perché li ho amati questi racconti e finalmente sono usciti. Erano usciti in una forma un po' così particolare molti anni fa, non tutti, una parte, in un libro molto particolare anche quello, e adesso hanno avuto una veste tipografica, diciamo, più agevole e anche più completa, perché sono 15 racconti, 15 ritratti di donne, appunto, ognuna con la sua storia, donne di diverso strato sociale, di diversa età, tutte accomunate però da un grandissimo desiderio di libertà e anche da una certa inquietudine. Sì, indubbiamente. Allora, io sono rimasta molto colpita, ti dirò, dal contrasto molto interessante che c'è tra l'immagine di copertina e il contenuto dei racconti. Come se queste 5 donne, vedete ritratte durante un matrimonio, che si assomigliano, quindi si può presupporre che siano sorelle, anche chi non conosce la storia familiare di Elisabetta, cosa che io conosco un po', in queste donne intravede appunto una certa familiarità. Sono donne allegre, sorridenti, felici, in un momento felice della vita di una, ma anche delle altre, che partecipano alla sua gioia. E il contrasto che io ho trovato è appunto nella ricerca di felicità delle donne che compongono questo puzzle di storie, di vite, di desideri, e che faticosamente non è detto che riescano a raggiungere. Quindi c'è un auspicio, un desiderio nella copertina che si presuppone venga poi sviluppato, almeno così l'ho inteso io, nei racconti di queste 15 figure. Allora, l'indagine che viene espressa in questo libro penso che sia anche facilitata dalla professione di Elisabetta, che forse l'abbiamo già detto ma lo ribadiamo, è una psicanalista e quindi va molto a fondo dell'animo umano, delle sue dinamiche e anche ha la capacità di comprendere il disagio delle persone. In questo caso sono donne, persone che vengono indagate nella loro quotidianità, cioè sono storie semplici, vogliamo dire, ma semplici poi non lo sono. Quello che accade è molto naturale, può capitare a chiunque di noi, e però ha sempre dei risvolti un po' inattesi, un po' inquietanti, problematici. Allora, non so se riusciremo a parlare di tutti e 15, no, però certo, di alcuni magari andiamo un po' più a fondo. Allora, per esempio, il primo, A casa, di cui volevo parlare, che è anche il primo, quello che apre la raccolta, è un racconto che io ho molto amato, che è uscito in alcune antologie. Alcuni di questi racconti sono già stati pubblicati, alcuni hanno anche ricevuto dei premi, altri sono
forse per la prima volta inseriti in una raccolta e quindi pubblicati. Ecco, qui c'è una casalinga che ha fatto degli studi filosofici e noi la seguiamo in giro per la casa mentre rassetta, pulisce, mette in ordine il disordine fatto dai figli, si interroga sulla sua vita e questi studi di filosofia in qualche modo tornano in una vita che sembra incolore, che non la soddisfa e che la lascia con un senso di fallimento, no? Sì. Allora, intanto grazie per questo invito e grazie a te prima di tutto, grazie a Mestre Mia. Devo dire che per me questo momento è molto importante perché, come dicevi giustamente tu, questi racconti hanno una lunga storia e io mi sentirei di dire che diciamo sono venuti alla luce grazie a te. Perché possiamo nel senso che comunque alcuni di questi io avevo cominciato a scriverli durante il laboratorio di scrittura creativa che tu dirigevi ancora nel lontano 98. Pensa un po'. E poi insomma li hai sempre letti e riletti e come dire mi sei sempre stata molto vicina, insomma, ecco, in questo percorso di scrittura, e devo dire sì che sei la persona che più ha contribuito, ecco, alla nascita, no, di questi racconti che come accennavi non sono nati con diciamo un progetto preciso di raccolta, no? Ma hanno ognuno una storia a sé. Sono nati in diverse occasioni varie e poi appunto il mio problema era quello di trovare anche un filo comune, un tema comune sotto il quale raccoglierli. E devo dire che il titolo mi è stato dato dal mio editore, che è Elio Scarciglia, appunto di Terre d'Olive Edizioni, che ha colto, no, proprio questo come dire, il fatto che si tratti non tanto di storie, certo le storie ci sono, no? Sono storie di donne, però sono storie in alcuni casi anche molto brevi, no? Per cui forse sono più fotografie, come dire, appunto ritratti, no? Immagini di queste donne in un determinato momento della loro vita. Poi appunto rileggendo la raccolta mi sono accorta che c'è un altro filo rosso, insomma, che le accomuna, perché sono tutte donne, non solo donne, ci sono anche delle bambine, quindi le età sono molto diverse e nella copertina infatti c'è anche una bimba che si vede poco ma c'è, sì, è vero, sì. Ecco, quindi età, condizione sociale diversa, formazione diversa, insomma vite diverse. Però sono tutte donne appunto che cercano, come dicevi tu, la libertà non tanto in senso assoluto, no? Quanto la liberazione da una condizione, da alcune costrizioni che possono essere interne o esterne, che però per loro sono effettivamente pesanti e quindi può essere, si possono trovare. Tutte si trovano un po' prese in quella che Fitzgerald chiama la morsa delle circostanze. Come liberarsi dalla morsa delle circostanze, no? Perché in fondo le nostre vite, come dire, sono condizionate da tanti fattori. Alcune di queste donne sono intrappolate in un matrimonio sbagliato, altre sono, appunto conducono una vita che non amano, altre non sono consapevoli di questo disagio e lo scoprono proprio durante, no, lo svolgimento della storia. Altre ancora rimane questo disagio, rimane inconscio, inconsapevole, però filtra nel loro comportamento, no? Attraverso il loro comportamento. E tu parlavi appunto di contrasto tra la copertina e il contenuto. Allora, per la copertina io ho scelto questa, che è una foto di famiglia, un po' vecchiotta, insomma, perché risale al 67 più o meno, mi pare, dove si trovano delle donne importanti della mia famiglia.
Una è mia madre e le altre sono le mie zie, e poi c'è una mia cuginetta qui sotto. Perché l'ho scelta? Perché io sono cresciuta in mezzo alle donne, appunto a queste zie poi si aggiungono le nonne, si aggiungono le mie sorelle, si aggiunge mia figlia. Naturalmente c'erano anche figure maschili, però inferiori di numero, e soprattutto meno, come dire, le donne si occupano più dei bambini, quindi un po' più sullo sfondo, no? E devo dire che queste sono state figure e lo sono tuttora perché sono tutte viventi, nonostante viaggino sui 90, sono state tutte donne di grande ispirazione per me. E soprattutto, ecco, proprio il loro sorriso, no? La loro gioia di vivere, la loro allegria di vivere, mi verrebbe da dire. E quindi certamente, ecco, come dire, il momento è quello di un matrimonio, quindi è ovvio, insomma, che si sorride, no? In una foto di matrimonio, però devo dire che siccome non le conosco, sorridono sempre volentieri. E ridono anche spesso e volentieri, ecco, e quindi questa loro allegria di vivere mi ha sempre sostenuta, come dire, e spero di averla anche imparata da loro. Per cui se queste storie possono sembrare malinconiche, però secondo me appunto questa voglia di libertà e di riscatto, insomma, da parte di queste donne ha effettivamente a che fare, no? Anche con queste figure femminili che si trovano in copertina. Il primo racconto, appunto, che apre la raccolta, a casa, diciamo che forse è emblematico, nel senso che la protagonista è una donna che si trova in quel momento della vita in cui c'è il caos in casa, perché ci sono due figli di età molto diverse, c'è una figlia adolescente e c'è un bambino che va ancora all'asilo, c'è un marito super disordinato e che fa lavori in casa ma poi li pianta lì, per cui la casa è un mezzo cantiere, diciamo, e c'è questa donna che è presa in questo vortice di attività molto terra, potremmo dire, perché insomma ha a che fare con la materia, con la concretezza, col disordine, con la sporcizia, poi c'è anche un cane appunto che sporca in casa, e tutte le mattine insomma deve pulire, mettere in ordine, però è una donna che ha studiato, che è laureata in filosofia e quindi ha queste reminiscenze culturali, queste citazioni, no? Che le vengono, no? Vuoi di Aristotele, vuoi di Cartesio, piuttosto che di Schelling o di Heidegger, e che, come dire, segnano proprio il contrasto, insomma, no? Tra questa sua vita immersa nella materia e gli studi che ha fatto, e che invece, come dire, hanno a che fare, no? Più con la metafisica che con la fisica. Non solo, ma appunto per liberarsi, come dire, da questo conflitto, fa delle fantasie di morte, cioè immagina che i suoi cari possano morire, e con questa morte, ovviamente, queste morti, insomma, per lei significherebbero la libertà, cioè uscire da questa costrizione. Naturalmente sappiamo bene che poi questo è un momento che passa nella vita di una donna, no? Cioè i figli crescono in fretta e poi la casa si svuota e torna silenziosa. Quindi, come dire, sì, non è necessario uccidere nessuno, insomma. Sono quelle fantasie inconfessabili, no? Certo, che appunto la letteratura riesce in qualche modo a metterci di fronte, perché noi non lo ammetteremo mai, sì. Ma la letteratura fa proprio questo, cioè certo. Ci mette di fronte al nostro lato oscuro, a ciò che noi teniamo sempre nascosto e ricacciamo nel profondo. Quindi è questo lo scopo anche, no, della letteratura, di mostrarci il nostro vero volto, anche le cose che sono molto umane, anche se negative, che poi ovviamente non mettiamo la maggior parte di noi in atto, ma che è bene riconoscerle proprio per non farle, no? Perché quelle donne che poi rimangono sole
e che negano questi istinti, questi desideri di libertà anche così macabri, certo, poi veramente fanno delle cose possono passare tremende. sì. Se ne sappiamo insomma qualcosa dalle cronache di alcuni infanticidi, alcuni suicidi di donne che sono disperate, no? Nella solitudine, nella frustrazione, per cui è molto importante dirle. Il non detto è sempre come dire, pericoloso, ecco, sì, pericoloso. certo, quindi questo è, poi tu sei una psicoanalista e queste cose le sai meglio di me, le sai dire anche meglio di me. Sì, e c'è effettivamente un po' in tutti questi racconti, a partire da casa, questo elemento che tu citavi prima, no? Che si potrebbe chiamare con un termine freudiano il perturbante, no? Cioè, sì, certo. Queste donne immerse in cose, atti, comportamenti, situazioni, no? Molti di questi racconti si svolgono appunto a casa. Situazioni molto normali, qualunque, quindi molto familiari, che però hanno un risvolto un po' inquietante, no? Nel senso che è come se a un certo punto ciascuna di queste donne si ponesse di fronte alla situazione che sta vivendo da un'altra angolatura, come si vedesse da fuori anche. Sì, e quindi come dire, si desituasse, no? Rispetto alla situazione, entrando in qualche modo in conflitto con la situazione stessa. Quindi non essendo più accondiscendente, insomma, no? Non essendo più complice, potremmo dire, della situazione che la fa soffrire, ma cercando una via di fuga, una via di libertà che non sempre comunque trova. Ecco. Sì, certo. C'è un altro racconto in cui, che è Carmen, no? Un altro racconto che presenta sempre la situazione così di una casalinga che per sopportare questa vita abbastanza povera sia dal punto di vista economico che dal punto di vista culturale, lava in continuazione, presa da questa mania così igienista, e quindi fa grandi lavatrici, grandi bucati, lava soprattutto di notte e nel momento in cui lava, quindi cercando, come dire, di pulire, come dire, la sua vita da queste scorie, canta, e quello è un momento così, no? Anche per lei un po' di libertà. Però ecco, la vera liberazione è quella inconscia, cioè nel momento in cui perde la fede nunziale, ma certamente lei non vuole perderla, cioè le sfugge dal dito perché ha sempre le mani bagnate, no? Piene di sapone, quindi e perde la fede nunziale e come dire, quello è il suo inconscio che la libera, insomma. È simbolico. È simbolico, certo. Ecco, c'è un racconto molto bello, hanno trovato l'acqua, anche qui c'è un simbolo molto forte, no? Allora siamo in spiaggia, questa volta non siamo più nell'ambiente domestico, siamo in spiaggia, un ambiente pieno di aria, di luce, di sole, di riflessi d'acqua, di mare, di bambini che giocano e fanno un gioco che tutti abbiamo fatto, cercano l'acqua, scavano questa buca, no? Questa donna che è sfiduciata, che è una stanca della vita, stanca della sua vita, guarda questi bambini e dice: ma guarda, fanno sto lavoro assurdo, non troveranno mai l'acqua, no? Sono bambine, sì, certo. Sì. E invece a un certo punto si rende conto che guardando i bambini si può imparare molto, perché i bambini hanno quella tenacia, quella costanza che poi gli adulti troppo spesso perdono, no? Provano, riprovano, continuano, hanno un progetto e lei se ne rende conto guardando questo gioco e mette come in discussione il suo spleen, no? Questo suo senso di inutilità, di fallimento della sua vita, ed è molto sottile il meccanismo che si sviluppa pian piano ed è molto, molto delicato, molto bello, raccontato con una scrittura elegante, molto, molto intima, che ci parla insomma direttamente al cuore. Sì, c'è proprio un conflitto tra generazioni, no? Perché Gianna è una donna ormai di una certa età, addirittura una
cioè è addirittura nonna, perché ha avuto una figlia molto giovane, in età molto giovanile, quindi ha dovuto rinunciare ai suoi sogni, voleva fare l'interprete e invece ha fatto la maestra elementare, e quindi da qui questo senso di fallimento, no? Che tu dicevi. Poi si ritrova in spiaggia a Lido, in questa vita di capanna che conosciamo tutti, no? In cui ci sono queste capanne dove ci sono un sacco di famiglie perché costano un sacco, e ci sono queste bambine appunto che scavano la buca e intralciano il passaggio, per cui lei si irrita anche rispetto, cioè le considera illuse, perché anche lei da piccola cercava l'acqua ma non l'aveva mai trovata. E invece queste bimbe, che sono più tenaci di lei e soprattutto si aiutano tra loro, perché sono 3 e si tengono per i piedi mentre una va dentro e quell'altra anche scava, e poi si scambiano, no, di posizione, tutto quanto, alla fine ci riescono. E questa, mentre lei rimane in un primo momento come frustrata, perché dice è uno scacco per me questo, no? Come loro ci riescono e io non ci sono riuscita. E poi invece si abbandona a un altro sentimento, che è quello della gioia, no? E dice ecco, loro sono in gamba, si aiutano tra di loro, ce la faranno, no? Cioè sono un bel esempio anche di solidarietà femminile, insomma, se vogliamo. Sì. Ecco, poi c'è un tratto molto interessante che è tipico del racconto, no? Che è il non detto, l'arte della sottrazione, il far capire, suggerire. E nel racconto Tettine questo non detto e questo suggerimento molto velato è gestito con grande maestria e mi ha fatto ricordare in qualche modo, anche se la situazione è totalmente diversa, ma questa tensione crescente che si sviluppa attraverso una situazione che può mettere in pericolo una bambina, insomma, nei confronti di un adulto. Mi ha ricordato la tensione di un racconto magistrale di Salinger, Un giorno ideale per i pesci banana, in cui si attende sempre un evento catastrofico, in quel caso avviene ma in modo molto diverso, c'è una bambina di mezzo anche là, e qui è gestito molto bene, con grande delicatezza anche, ma insomma non vi dico perché vorrei che lo leggeste, che non voglio andare più a fondo, non dico granché in realtà, però è un racconto che si potrebbe portare come esempio di come evocare un'atmosfera molto inquietante, di crescendo, di tensione, gestendola bene, insomma, ecco. Si è giocato sull'ambiguità, sì. Su un'ambiguità che devo dire, come dire, è presente anche in termini teorici all'interno del pensiero psicanalitico, perché è stato Freud che a un certo punto si è reso conto che molti suoi pazienti come dire, avevano fantasie di essere state abusate o sedotte in qualche modo da adulti, da adulti in tenera età. E lui a un certo punto ha capito quanto diciamo influissero in questi ricordi anche i desideri delle bambine stesse, no? Che pur trovandosi in fase di latenza, diciamo, comunque avevano fantasie romantiche verso figure adulte, insomma, della famiglia. Quindi qui c'è qualcosa del genere tra una bambina e uno zio. Nel racconto Tettine la bambina è innamorata dello zio, è proprio il suo idolo, il suo modello maschile, insomma, perché è uno zio giovane, uno zio bello, e si trova in una situazione quasi ai suoi occhi romantica, no? Nei confronti dello zio. E un viaggio di notte, un lungo viaggio in macchina, e poi si devono fermare in albergo, e insomma hanno questo. Lei per la prima volta, insomma, non è con i genitori ma è con lo zio, quindi insomma c'è tutta questa atmosfera così romantica e leggermente erotica, no? Per quanto insomma possa esserlo nell'animo di una bambina.
Rispetto a quello che diceva Freud, si è però poi scoperto successivamente che in realtà molti di questi ricordi, no, erano anche veri, cioè non era sempre esclusivamente una fantasia erotica della bambina, ma molte bambine capita spesso, insomma, che subiscono delle attenzioni indesiderate, insomma, che possono anche non essere veri e propri abusi, ma comunque diciamo che sollecitano la loro sessualità in un momento troppo precoce. E quindi ecco, qui c'è, quindi come dire, il trauma sta anche nel fatto che la fantasia romantica di una bambina viene messa di fronte a qualcosa, alla sessualità adulta, che diciamo è sconvolgente. È sconvolgente perché naturalmente va oltre, no, l'immaginazione, ed è sconvolgente, brutale, incomprensibile per certi versi, no? Ecco, quindi no, c'è proprio il trauma anche della perdita delle illusioni, insomma, no? Di entrare nel mondo adulto, anche dell'innocenza, esatto, sì. Ecco, però ecco, in questo racconto non si capisce bene che cosa succede effettivamente, no? Sì, no, ma quello è bello, è quello è bello, poi il lettore si fa la sua idea, che poi è una cosa tipica del racconto, che non dice tutto, non deve dire tutto, è il lettore che ci mette del suo, poi lo interpreta, ci pensa, lo rilegge, gli rimane, insomma, no? Il racconto ti rimane, molto più di un romanzo delle volte, no? Ci continui a pensare se è ben fatto, come in questo caso. Ecco, poi ci sono anche altri aspetti che volevo mettere in luce di questi racconti, per esempio i riverberi letterari, che io almeno ho colto, perché per esempio nel gioco di Emma in qualche modo c'è un ricordo della Nemirovsky, del ballo dell'Irene Nemirovsky, no? Allora c'è questa bambina che scrive lettere anonime senza rendersi conto delle conseguenze che questo può portare, terrificanti, no? Tragiche. E anche là è giocato molto bene, insomma, questo racconto. Anche nel ballo della Nemirovsky c'è appunto un gioco perverso, cattivo, possiamo dire cattivo, perché la cattiveria dell'animo umano, anche i bambini sono cattivi, cioè, non è che sono sempre così innocenti, no? Come noi pensiamo e vorremmo fossero. Quindi ha questo desiderio di rivalsa, di vendetta, con queste lettere anonime. E poi un altro, il Noce, che anche là c'è un'atmosfera che mi ha ricordato molto Katherine Mansfield, un'atmosfera molto delicata, molto evocativa, e mi chiedevo se tu pensi di avere delle, come dire, di sentire una sorta di tributo da alcune scrittrici. A me sono venute in mente queste due, ma potevano venirmi in mente delle altre, che in qualche modo ti hanno, non dico condizionato, ma ti hanno lasciato un'atmosfera, una sensazione, un andamento, un ritmo all'interno del racconto, come in questi due per esempio. Sì, indubbiamente ci sono tante scrittrici che amo da morire, insomma, a partire da Virginia Woolf, ma anche la Mansfield, come tu dici, e tante altre. E faccio un po' fatica naturalmente a ritrovare, come dire, con precisione, ecco, le influenze letterarie. Diciamo che quando ho scritto il Noce avevo più in mente Fitzgerald, e infatti viene anche citato, no? Quando ho scritto Emma non avevo in realtà ancora letto la Nemirovsky, l'ho letto dopo il ballo. Lì c'è la differenza è che nel ballo la bambina strappa gli inviti che doveva spedire, no? Per il ballo appunto organizzato dalla madre, e quindi manda in rovina l'evento mondano della madre, insomma, e questa è la sua vendetta. Nel mio racconto c'è una bambina che anch'essa ha un brutto rapporto con la madre, e quindi però ecco, non è così
chiaro, se non alla fine, il fatto che lei scrive queste lettere anonime alla moglie dell'inquilino del piano di sopra di cui è innamorata, dicendogli tuo marito ti tradisce, ecco, quindi tentando di rovinare insomma questo matrimonio. E man mano che ogni volta che la madre o la sgrida o la tratta male o la schiavizza perché le fa fare un po' da servetta, diciamo, lei scrive una lettera anonima, ma non è chiaramente consapevole di quello che sta facendo, no? In realtà la sua è una fuga, diciamo, in un amore impossibile perché la madre è anaffettiva e quindi cerca di far sì che quest'uomo si innamori di lei per ricevere, no, questo amore che tanto le manca. È un racconto che comunque ha un lieto fine, nel senso che no, in un modo o in un altro riuscirà comunque ad ottenere non tanto questo amore così impossibile, però un po' di amore materno, sì, cioè quello che veramente le serviva. Molto dolce. Ecco, poi sì, ce ne sono tanti, ma ecco, nel Noce c'è il discorso del paesaggio, perché lì la protagonista è innamorata di una casa di campagna che appartiene alla madre passa tutte le estati lì perché ha bisogno di questo luogo, di questo giardino, di questa casa meravigliosa, però c'è un prezzo da pagare. In questo senso c'è il ricordo di Fitzgerald, no? Una sua raccolta di racconti si intitolava Il prezzo era alto. Quindi il prezzo era alto perché, anche per la mia protagonista, perché deve sottostare, come dire, un po' al dispotismo materno per stare in questa casa. E si identifica con un noce che sta morendo, è tutto rinsecchito perché è attorniato dall'edera che lo sta uccidendo, che lo soffoca. Si identifica con questo noce, cerca di liberarlo dall'edera in tutti i modi possibili, senza riuscirci, e poi si rende conto a un certo punto che sta facendo dei pensieri pazzi, perché dice se non riesco a liberare il noce muoio anch'io come lui, no? Quindi sta un po' sbarellando, diciamo, no? Ecco, un po' tutte le mie protagoniste sono un po' al limite, no? Ci sono questi momenti critici in cui la sofferenza si fa acuta, ecco, e quindi c'è il rischio di perdere anche l'equilibrio mentale, no? Però poi un po' rientrano e questo momento di crisi permette loro di vedere altre cose che non vedevano prima di se stesse. Sì. Ecco, poi gli ultimi due che cito velocemente, perché forse stiamo un po' sforando, ma il dialogo è troppo interessante. Allora, l'amore incerto. Allora, che è un viaggio a Madrid di una donna che decide di viaggiare sola. Allora, intanto io che amo questa città, la conosco anche bene perché ci ho lavorato parecchio, me la sono ritrovata, io proprio ho viaggiato, ho camminato per la città, ho visto i musei, la descrivi benissimo, c'è proprio un'accuratezza dei dettagli, tu hai una cura dei dettagli quando scrivi che è veramente piacevolissima. E anche qua la sottrazione si ritrova, perché questo amore incerto pian piano si capisce a che cosa si riferisce, insomma, ecco, non vorrei dire troppo perché appunto vorrei che venissero letti questi racconti, e hai saputo gestire molto bene anche qui l'ambiguità di che cosa, in che cosa consiste questa incertezza nell'amore relativamente a questa donna che appunto se ne va per qualche giorno per chiarirsi forse, per chiarirsi un po' le idee, perché è un po' confusa, ecco, un po' confusa. Sono due presenze nella sua vita, su chi amare e anche un po' su chi è lei fondamentalmente. Esatto, sì. Ed è gestito molto bene. Poi soprattutto c'è questo ritratto non di donna ma di città che è meraviglioso, è veramente eccezionale. E poi un altro, Neve, questo rispetto all'arte del racconto al finale a sorpresa, una sorpresa forte, non dico cosa, molto forte,
di una situazione di una donna che appunto è in mezzo alla neve, accecata, abbagliata da questa luce riflessa che la abbaglierà nel finale in maniera, come dire, non saprei trovare un aggettivo adeguato, perché tragica, sì, diciamo tragica, più che tragica, insomma volevo cercare una parola ancora più forte di tragico, perché veramente ti lascia, è una staffilata che ti colpisce il cuore. Ecco, ma ce ne sarebbero molti altri, però insomma io spero di aver dato un po' l'idea della densità, perché poi sono solo 87 pagine, però sono racconti molto densi che contengono molto, che vanno letti con calma, con grande attenzione alle parole, perché la scrittura è veramente molto bella. E non so, io mi ero segnata a pagina 36, ci sono, per far capire un po' la tua scrittura, se vuoi leggere solo l'inizio, proprio per i dettagli, per come Elisabetta descrive le situazioni e ti fa entrare in un ambiente, in un personaggio, se vuoi leggere proprio un pezzettino. È dal gioco di Emma. Sì. I calzettoni di cotone bianchi, lavorati a mano, stavano appoggiati sul copriletto. Emma ne prese uno, lo arrotolò fino alla punta e ci infilò il piede destro. Faceva fatica a entrare, il piede era sudato. Il calzettone scricchiolava, mentre Emma lo tirava su fino al ginocchio. Le scarpe di vernice nera riflettevano la luce mentre aspettavano, appaiate sul pavimento. Il loro cigolio leggero sul parquet avrebbe annunciato la sua presenza e la loro eleganza sarebbe stata notata. Emma infilò il calzettone sinistro e anche questo lo tese bene perché non facesse pieghe. Poi infilò le scarpe e le lucidò con il fazzoletto. Faceva tutto con calma, fantasticando. Le tende si gonfiarono e avanzarono nella stanza sotto la spinta dell'aria. Sembravano l'abito da sposa con il quale un giorno avrebbe fatto la sua entrata in chiesa, bianca e luminosa come un cigno, scivolando leggera lungo la navata fino a lui, l'inquilino del piano di sopra, che l'aspettava all'altare. «Emma, sei pronta?» Emma si scosse e staccò dal gancio dell'armadio il vestito di velluto verde. Lo appoggiò sul letto e restò a lisciarlo e a guardarlo. Lo amava. Ci appoggiò sopra la guancia per sentire meglio la carezza del cotone rasato. Lo strusciò a contropelo fino a provare il solletico. Continuò a passare la mano più volte sul tessuto, avanti e indietro, osservando come si incupiva o schiariva. Ecco, così avete avuto un'idea di come riesce a rendere attraverso i sensi, la vista, il tatto anche, no? L'udito, perché ci sono i rumori, insomma è molto, molto attenta al dettaglio e in una scrittura questo ha un grande valore per me, a me piace molto, insomma. Allora Elisabetta, grazie di essere stata con noi, io vi ricordo l'appuntamento della prossima settimana, il 26 avremo Massimiliano Nuzzolo con La verità dei topi, pubblicato dalle Flaner Edizioni, e a seguire ci sarà il momento della poesia con Francesca Brandes che presenterà Portale, un libro di Laura Pialdicchi. Quindi ci sarà un doppio appuntamento. No, posso dire se qualcuno è interessato ad acquistare il libro. Certo. Che qui a Mestre si può trovare alla bottega di Manuzio in via Gerlin 5, a Venezia alla libreria Marco Polo a Santa Margherita, oppure si può ordinare presso l'editore direzione terradulivi@gmail.com oppure nel sito edizioniterradulivi.it. Bene. Grazie Annalisa. Si va verso Natale, Grazie. quindi può essere un regalo di Natale. Quest'anno non faremo la rubrica libri sotto l'albero, ma bene o male, insomma, sono suggerimenti di lettura, comunque anche di acquisto per i regali. Grazie Mille, grazie Annalisa, grazie a Mestre Mia e saluti a tutti.